basta, mi sono scocciato di questi portieri che sono bravi con i piedi. Dovete parare le palle, altrimenti parete le palle. Ragazzi, bellini, amici bellini, non si comincia così il video, comunque ce la vediamo e vi consiglio di tenere d'occhio a un centrocampista interessante, sentite la bomba che nessuno lo conosce, Kevin De Bruyne, teniamolo. Vi piace la maglietta nuova? Guardatela. Fatevi un giro, vedete se vi piace. Non lo so, secondo me è bella. Secondo me è bella proprio. È appartenenza, capito? È un po' una maglia da ultra, però che aiuta anche il canale perché c'è una subdola pubblicità al canale. Cancelo, perché certi giocatori noi in Italia li bocciamo e li lasciamo andare? A parte, vabbè, poi fanno l'offerta, eccetera, eccetera. Ma Cancelo fu messo sul mercato. Perché? Perché non difende bene. Allora torniamo al discorso di prima. Forse siamo un po' ossessionati da questa difesa, come il discorso che facevamo nei commenti. Sì, gli esterni d'attacco che segnano poco, però sono bravi in fase difensiva. Sono il primo che l'ha sempre detto. Callecon preziosissimo, Insigne preziosissimo. Ma se i centrocampisti diventano più fisici, forse possiamo ovviare quello che dico io. Il fazzolettino diventa pericoloso. Grande parata. Mamma mia, Cancelo, questa è la seconda imbucata bellissima. Ma un City abbastanza in affanno, bisogna dire. I primi 20 minuti meglio il Lione, più quadrati, più intensi, ecco. Mamma mia, incredibile, non è fuori gioco, ci sarà un check, però incredibile, ma meritato, adesso si controllerà, però è meritato perché il City finora solo 3 imbucate di Cancelo, bellissime tra l'altro, però poca roba, il Lione è più quadrato, pensano poco, è buono ragazzi, è buono. Aouar che si beve Fernandinho e lo costringe all'ammonizione, ragazzi, è tanta roba, questo è un gran talento, troppo tardi, non ci pensate, troppo tardi. Hanno fatto un'azione degna di questo nome. No, è un Manchester City in stile Mazzarri, questo 3-5-2 che non mi convince tanto. Devono darsi una svegliata nel secondo tempo, altrimenti il Lione li ha impacchettati, Clamoroso, veramente, oltretutto partita bruttina, perché un po' abbiamo negli occhi ancora lo spettacolo di ieri, e quindi due squadre che giocano a viso aperto, una che rinuncia proprio a difendere come Barcellona, e quindi vedi lo spettacolo, vedi 10 gol. Però, quindi, sì, il Lione probabilmente ti fa giocare male, però dal Manchester City, dico Barcellona perché Guardioli, ci aspettiamo molto di più, Che è sta zona Mazzarri? Non capisco. Secondo i miei calcoli, un'altra volta prima con questa cosa, il secondo tempo vi dovete iscrivere al canale, o se siete iscritti lasciare un like. Ma mi sembra evidente, no? Ma ogni volta devi fare la manfrina. Bravi. Vabbè, fate come dite lui, perché sennò non ne usciamo più. Peccato, perché stavo per farvi la telecronaca con i giocatori del Napoli, no? De Santis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Maggio. Stanno giocando così. Zemaili, Berami, Hiller, Hamsik e De Bruyne, fondamentalmente. Zuniga, Cancelo, a destro che gioca a sinistra. Cavani in avanti sono forti. Pandev. Questo è. Questo abbiamo visto finora in 54 minuti, non altro che il Napoli di Mazzarri. Vedi Maggio come non è in forma oggi. Vedi Zuniga? Così, è così ragazzi, stiamo guardando, è un Amarcord. Esce Campagnaro, entra Vargas, cambiano un poco le strutture tattiche. Ci sono più titolarissimi in panchina perché Mazzarri le snobbava le coppe, ve lo ricordate? La vinceranno in zona Mazzarri, iscrivetevelo, lasciate il like subito se poi voi già lo sapete, che vedete il video, no? Brutto fallo, classico fallo di Berami, no? Laporte, questo qua che porta palla adesso, Laporte, che nei miei occhi adesso è Aronica per come dove gioca, si muove tale e quale a Campagnaro invece. Fateci caso, andatevi a rivedere la partita integrale e ditemi se non è tale e quale a Campagnaro l'incedere, non l'incidenza. Ecco Hamsik, è il gol di Hamsik, detto proprio per il classico gol di Hamsik che apre il piattone e la mette nell'angolino. Signori, buona volta. Ma com'è forte Aouar, mamma mia. Svegliate un po' il City, perché il 3-5-2 di Mazzarri non si poteva vedere. Attenzione!
Cioè, capito? Io stavo guardando le linee. Allora, questo è un 3-3, è un 4-3-3 per il guardiolismo, oppure un 4, penso sia un 4-2-3-1. Mentre facevo tutti questi ragionamenti, lancio in avanti, gol convalidato, quindi hanno considerato il tocco in offensivo. Bene, ci divertiamo di più. Zona Mazzarri, il Manchester City in zona Mazzarri. E vediamo se David Silva ce l'ha ancora a 34 anni. È uno di quei giocatori, ragazzi, la parabola discendente. Io mi rendo conto che come a Lazio si piglia David Silva e noi no. Parabola discendente, sono scelte, sono scommesse anche qui. Come la scommessa è Osimhen, la scommessa è anche David Silva. Sta in buona nel campionato italiano può ancora fare la differenza per quanto mi riguarda, anche a mezzo servizio, come Pandev per esempio, no? Bello! Il gatto, il gatto! Eccolo in zona... Non ci credo! Non è vero! Non è vero! Milik! Cioè, questa era la zona Mazzarri, era per fare a me il video perfetto, Nostradamus, vi indovino tutto! L'avevo indovinata, ragazzi, non è possibile, non è possibile. Mamma mia! Mamma mia! Il gol lo meritava War, però è stato un po' a Waller il tiro, il passaggio al portiere, ma il portiere è una ciuppa, perché quello è un pallone che o blocchi o non glielo respingi sopra l'attaccante, e ragazzi è incredibile. Niente fazzoletto, guardate il lancio, una seconda palla un po' sporca, un po' di cose, che brutta parata, no, ma meritate di uscire, basta, mi sono scocciato di questi portieri che sono bravi con i piedi, dovete parare le palle, altrimenti parete le palle. La tira, la tira. E infatti. Quello voleva abbracciare l'arbitro. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Boom! Di nuovo, boom ieri, boom oggi. Che è successo, ragazzi? Ragazzi, che è successo? Guardiola. Allora, le cose vanno analizzate in maniera breve, ma proprio semplice. Guardiola che decide di mettere questo 3-5-2. Io non l'ho seguito il City, magari hanno fatto tutta la stagione così, però mi è sembrato quasi volersi mettere a specchio con il Lione e dire noi siamo più forti tecnicamente, 1 contro 1 e ce la giochiamo, e invece no. Il Lione è tostissimo uomo contro uomo, senza fare cose straordinarie, come l'Ipsia, senza fare cose straordinarissime, però tosti. Quando si rilanciava in avanti gli attaccanti erano in grado di mantenere palla e di essere pericolosi, e l'hanno fatta, hanno fatto 3 gol. Mamma mia, incredibile. E poi si deve sottolineare Sterling che ha la palla del 2-2 e la butta in curva in stile Milik. Io ormai lo sto dicendo in ogni video in stile Milik, ma perché ci siamo accaniti e lo capisco anche. Però voglio, questo è il discorso che faccio dall'inizio dell'anno. Li sbaglia Lukaku, li sbaglia Milik, li sbaglia anche Ronaldo ogni tanto, di meno, ma anche loro. Li sbaglia Immobile, li sbagliava Cavani e li sbaglia Sterling. I giocatori vanno giudicati per i gol che fanno, per le cose che fanno e non per quelle che sbagliano. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e che cosa incredibile che stiamo vedendo, non si può immaginare, non si può immaginare.